Allora, l'altro problema che è un po' una preoccupazione, un'emergenza, non lo so, diteci voi, stavolta incomincio con lei Presidente, le specie selvatiche presenti che provocano danni all'agricoltura, oltre che possono provocare anche problemi all'uomo. Un riferimento del valore dell'agricoltura se fatta bene e con l'aiuto necessario. Guardate il Vinitaly, l'indotto che produce, questa è la strada della nuova agricoltura, scrive un nostro telespettatore, e quindi anche lì promozione, perché Vinitaly è promozione allo stato puro, no direttore? Perché si diceva Vinitaly vuol dire un settore importante della viticoltura veneta, ricordiamo 100.000 ettari, oggi su 800.000 ettari complessivi a livello veneto si fa viticoltura, e quindi Vinitaly vuol dire promozione, valorizzare i nostri prodotti. Vede, Vinitaly dà sempre quell'elemento importante che è la valorizzazione sì del vino ma del territorio, dove viene quel vino, e quindi il Vinitaly è importante per questo, ma la viticoltura è importante per questo, per far raccontare i nostri territori. Quando tu bevi un bicchiere di vino lo bevi perché ti ricorda quel territorio da dove viene quel vino, e quindi ecco, il territorio che dicevamo prima, l'ambiente, è un elemento determinante, e quindi gli agricoltori che fanno questo vuol dire mettere in indotto anche il turismo, anche l'enogastronomia, anche tutto quanto questo, e quindi vuol dire su questo l'importanza del Vinitaly vuol dire valorizzare i nostri prodotti, che vuol dire valorizzare i territori e valorizzare il sistema complessivo. Specie selvatiche, allora abbiamo l'orso di grande attualità, anche se del Trentino, però comunque riguarda anche le nostre zone, per coloro che hanno allevamenti di pecore, di capre, di mucche eccetera, e poi ci sono i lupi, e poi ci sono i cinghiali, e poi ci sono anche i caprioli comunque. Qual è la situazione? Cosa invocate anche voi, che cosa chiedete? Sì, la situazione è estremamente complicata. Lei ha elencato alcune delle specie che mettono a repentaglio non solo la vita delle persone, ma gli allevamenti dei nostri agricoltori. In questa situazione c'è bisogno di superare la tutela pura della fauna selvatica e di andare verso la gestione della fauna selvatica, in modo tale che chi alleva, chi coltiva o chi trascorre del tempo all'interno delle nostre campagne possa farlo in maniera del tutto sicura, perché convive con una fauna selvatica che viene gestita. E quindi c'è bisogno che a livello nazionale ci sia un cambio di passo e un cambio di mentalità in questo senso. Cosa vuol dire gestita? Vuol dire che non si può lasciare che questa proliferi ovunque e in qualsiasi territorio in quantità illimitate, ma che appunto ci sia una gestione numerica e anche territoriale delle varie faune, perché nel momento in cui si va oltre poi diventa davvero pericoloso, come abbiamo visto, non solo per i nostri allevamenti ma anche per le persone stesse. È stato fatto qualcosa finora, Presidente, voi Direttore, voi avete invocato più volte, no? Zero. Noi chiediamo con forza, l'abbiamo chiesto a più riprese, la modifica della 157, adesso ci accorgiamo, e ben venga anche l'indicazione anche di una parte o delle parti del mondo politico per la modifica della 157 del 92, l'ha detto benissimo il Presidente. Si parta da una protezione fatta ancora nel 92, la protezione della fauna selvatica, alla gestione oggi della fauna selvatica, e quindi oggi su quello noi dobbiamo andare, dobbiamo modificare la 157, e quindi vi è la necessità di intervenire su quei territori oggi, colli ugani, ma anche le aree pedemontane per quanto riguarda appunto i cinghiali, ma anche per quanto riguarda i lupi, perché nel momento in cui non abbiamo più la gestione di questa fauna selvatica diventa un grosso problema sia per i cittadini ma soprattutto anche per il mondo agricolo, che vuole produrre con serenità e non sempre produrre con danni causati dalla fauna. Sui colli sono ancora presenti, perché finché non se ne parla sembra che tutto quanto che siano tranquilli, no? E provocano danni, oppure con la primavera ci sono dei problemi? No, guardi, nei colli ci stanno creando grossissimi danni, ancora, sia per quanto riguarda danni idrogeologici, perché loro smottano e quindi creano dissesto anche nel territorio, oltre al fatto che poi nel momento in cui
i prodotti vanno alla raccolta, loro si cibano anche di questo e quindi creano grosse difficoltà. Il Parco dei Colli Euganei sta facendo tantissimo, mettono a disposizione personale, catture ed altro. Oggi la Regione sta individuando ulteriori metodi di controllo e di cattura con le gabbie dei controllori appunto per intervenire su questo, però guardi, oggi non sappiamo nemmeno il numero di quanti cinghiali abbiamo nei Colli Euganei e quindi questo per dirla lunga quanto la difficoltà del nostro territorio, soprattutto la difficoltà in quel territorio. Aveva accennato i lupi, continuano a proliferare anche nella zona del Veronese della Lessinia e nell'altopiano, ci sono? Sì, ma guardi, oggi stanno proliferando un po' dappertutto nella Lessinia, nell'altopiano, ma anche nel Bellunese, quindi abbiamo tutta quell'area là in cui ci sono diversi branchi di lupi che stanno creando grosse difficoltà al settore agricolo e soprattutto ai malgari che hanno la necessità di portare in malga gli animali e che si vedono di non portare le malghe portare gli animali in malga. Vede, nel momento in cui un malgaro, un allevatore, non porta le mucche o allevamento in malga, crea un grosso disagio a quel territorio, perché c'è il proliferare poi dei pascoli che non sono più accolti in maniera corretta, c'è il proliferare poi dei boschi ed altro, e quindi stanno creando un grosso disagio per tutto il settore. Quindi si deve intervenire in maniera corretta, in maniera sapiente, e in maniera di gestione appunto anche di questa fauna selvatica. Dopo dispiacciono certi provvedimenti che vengano uccisi magari certi animali quando magari potrebbero essere contenuti in certi ambiti o portati via da certi territori, perché poi sono comunque specie particolari, specie rare in ogni caso. Assolutamente, su questo non abbiamo mai posto contrario alla fauna, perché la fauna selvatica è un elemento importante sul territorio, perché comunque la fauna selvatica agisce in maniera corretta, però nel momento in cui ce n'è tanta e non siamo più in grado della gestione, crea difficoltà nei territori e soprattutto in questo caso nel settore dell'agricoltura. Anche nella zona del Veneziano ci sono problemi o forse è un territorio che viene risparmiato? Perché sappiamo zone dei colli, delle certe aree, sappiamo tutto, ma questa zona qui? Beh, noi abbiamo le nutrie che dilagano nelle zone fluviali e appunto creano problemi dal punto di vista idrogeologico. Pensiamo solamente nelle valli da pesca, i cormorani che mangiano gli allevamenti di pesce, per cui ogni zona ha la sua problematica e sicuramente vanno affrontate ognuna con la propria specificità. Quindi protezioni invece possono essere attuate, tanti dicono ma perché non vengono attuate delle protezioni, delle reti, delle cose per l'agricoltura, tanto quando si parla di colli, con alcune proprietà hanno il filo elettrico per esempio, oppure le reti per quel che riguarda i cormorani, è possibile, è ipotizzabile? Diciamo che le soluzioni potrebbero essere molteplici, si tratta di utilizzare il buon senso e di andare a ottimizzare quelle che sono le azioni. Invece di riempire il nostro territorio di reti elettrificate, magari provare a agire alla fonte e far sì che questi non prolifichino in maniera indistinta, ecco. Indiscriminata. C'è un altro messaggio: siete degli eroi perché cercate di sopravvivere in un settore seppur bello, molto pesante, con tutti contro, compreso il meteo. Non potete mai fare programmazione, scrive un telespettatore. Effettivamente è un settore, pensavo a una cosa, perché comunque lei, imprenditrice giovane nel settore agricolo, eccetera, però ha rilevato insieme al fratello l'azienda di famiglia. E tanti che ci scrivono, anche giovani, dicendo ma è mai possibile che senza un'azienda in famiglia sia così quasi impossibile, un'opera titanica intraprendere nell'agricoltura? Beh, sicuramente come qualsiasi attività imprenditoriale c'è bisogno di un grande investimento iniziale e quindi bisogna avere le capacità. Per fortuna la Regione Veneto, attraverso i piano di sviluppo rurale, favorisce appunto il primo insediamento di giovani agricoltori, per cui viene dato un contributo da parte della Regione Veneto per chi appunto intraprende per la prima volta un'attività agricola e che ha meno di 40
50 anni, per cui nel momento in cui si decide di intraprendere questa strada, ecco, non si è completamente soli. E si va alla CIA, vero direttore? Si va alla CIA a chiedere informazioni. Certo, si va alla nostra confederazione che è presente in tutte le province, in tutti i capi, diciamo, saldi, nel senso delle nostre nelle sedi zonali, e quindi là trovano tutte le risposte adeguate per dare concretezza alle loro problematiche. Allora, siamo giunti al termine. Grazie direttore Maurizio Antonini, CIA Veneto, grazie Federica Senno, presidente CIA Venezia, vicepresidente regionale CIA, grazie di essere stata anche lei qui con noi, speriamo di poter anche riaverla in altre circostanze. A voi telespettatori di aver partecipato, di averci seguito, ricordo che la puntata come sempre in replica nel nostro sito. Buon proseguimento e naturalmente ci vediamo presto.